Buongiorno Paolo, Buongiorno Paolo, le chiedo cortesemente di presentarsi. Chi è, cosa fa, dove lavora? sono Paolo Dal Fabbro, sono il CEO di Creacta, un'azienda di Marghera. Grazie. E lei è qui perché la sua azienda ha deciso di partecipare al progetto Job Week Veneto, promosso da Union Camere del Veneto, insieme alle camere provinciali e con il coordinamento scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. Di che posizione o posizioni si tratta? Qual è il job title? Quali sono le conoscenze richieste? Le skill gradite? Prego. Allora, noi cerchiamo progettisti meccanici, cioè persone che sviluppino progetti di macchinari e sistemi di automazione industriale per conto dei nostri clienti che sono aziende nel settore manifatturiero. Le skill che cerchiamo sono fondamentalmente una grande curiosità, un approccio un po' diverso, cioè guardare da un punto di vista diverso quelle che possono essere le problematiche e una grossa facilità di lavorare in gruppo. Grazie Paolo. Intuisco che la provenienza disciplinare è prevalentemente area ingegneristica o sbaglio? Corretto, noi facciamo progettazione meccanica, quindi cerchiamo persone che abbiano quella provenienza di settore di studio. Grazie. E non abbiamo ancora detto in dettaglio cosa fa Creacta. Ho capito che siete a Marghera, ho capito che vi occupate di progettazione, di contenuti meccanici, ma qual è il core business di questa azienda? Noi siamo un'azienda di engineering che fa progettazione meccanica contro terzi. Progettiamo esclusivamente la parte, diciamo, meccanica, quindi in diversi ambiti, dai macchinari industriali, quindi macchine utensili, automazione industriale, movimentazione, con controllo di componenti, diciamo, alla parte più tecnica tecnologica dei mobili per ufficio, soprattutto per quello che riguarda le pareti divisorie e nella ricerca scientifica. Questi sono fondamentalmente i macro settori nei quali operiamo. Grazie Paolo. Adesso cerchi di convincermi ad applicare per questa posizione in Creacta e mi dia un paio di buone ragioni per le quali io dovrei dire voglio proprio applicare, presentare la mia candidatura per questo job. Prego. Allora, i nostri clienti ci riconoscono precisione, attenzione e un occhio sempre verso le nuove soluzioni che possono essere trasversali, quindi avendo competenze in molti settori, l'utilizzo di attività o conoscenze che sono già consolidate in alcuni settori, magari non in altri, oppure verticali alla ricerca di innovazione vera e propria, quindi nuovi materiali, nuove tecnologie, nuovi processi. La curiosità, diciamo, è uno degli aspetti fondamentali che come gruppo mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Nella curiosità sta il fatto anche di adattarsi sartorialmente a quelle che sono le esigenze e le richieste del cliente. Non solo tecniche tecnologiche nel fare il progetto che soddisfa i requisiti, ma anche nel modo in quale il progetto viene fatto, viene gestito, interfacciandosi con i vari enti aziendali. Grazie Paolo. Potrei dire che se io vengo a lavorare da lei potrei diventare un sarto di altissimo livello nella progettazione per diverse tipologie di clienti, nella progettazione meccanica. Dico bene? Una definizione migliore non avrei saputo dirlo. Bene, quindi mi assumo. Scherzo. Volentieri. Non sono laureato, non ho una matrice ingegneristica. Grazie Paolo per aver aderito al progetto, lei con la sua azienda, e grazie per il tempo che ha dedicato a questa conversazione. Grazie a lei e grazie a voi di questa opportunità.